E allora dopo il Race Caffè che ha battuto 3-1 la Trieste Costruzioni, vedremo in questo secondo quarto di finale della serata Crazy League chi la spunterà tra Brada Impex, che andrà ad iniziare questa partita, a dare il calcio d'inizio, ed Atletico Zip, squadre che si sono già fronteggiate peraltro nel loro girone B. Nei raggruppamenti la spuntò Brada col punteggio di 3-1, ma insomma Atletico Zip che si è ringalluzzito dopo aver eliminato il Pub Ambasciata Zappabombe, squadra che era lanciatissima a punteggio pieno, vincendo agli shootout dopo il 4 pari dei tempi regolamentari. Invece Brada ha battuto 4-3 i ragazzi di Grido Libero. E allora si comincia, è arrivato il fischio di Riccardo Malvestiti, gruppo arbitri MSP. Inizia questa sfida. Ricordiamo 3 giocatori tesserati che si possono inserire in rosa, 2 contemporaneamente in campo. Per Brada abbiamo Nigris, Brunetti e Giulio Baroni. Per l'Atletico Zip Carlo Cheni, Spazzali e Seibold. È proprio Carlo Cheni, ha toccato adesso all'indietro per Erbi col numero 4. Verticale verso Favento che prova il controllo, viene fermato però da Rotella. Ferati, Fernetic. Pallone smistato a sinistra. Arriva anche un altro compagno ad Arman forte alla barriera. Attenzione a Brunetti proprio davanti al portiere avversario. Parte Fernetic e colpisce malissimo. Da dimenticare questa soluzione, la prende comunque con una risata, col giusto spirito Lorenzo Fernetic. Bossi non deve sporcarsi i guantoni in questo caso. Ora ha provato dentro Carlo Cheni, buona chiusura però di Rotella. Allora Javit, visto che ci hanno detto la pronuncia corretta, insomma, poi si gira, magari si deconcentra e si incavola. E noi queste cose non le vogliamo. Eccolo qui ancora Javit. Supera Viezzoli di slancio, spazio per il destro, lo mastica un po'. Ci prova con più insistenza Brada Impex, ma l'Atletico Zip, facendo leva sulla scaltrezza e la rapidità di Favento, può comunque aprirsi interessanti spazi in contropiede. Punizione Atletico Zip. Bossi ha già fatto ripartire un compagno, vale a dire Spazzali. Nell'incontro Favento, eccolo servito. Riesce ad anticipare un avversario, non il secondo. Nigris che se ne va di potenza. Brunetti, il tocco sotto. La palla che esce. Non c'è stata deviazione. Sentiva la porta alle sue spalle il numero 9 in maglia grigia. Ha cercato un tocco sotto comunque intelligente, ma non ha trovato la porta. Ora palla lunga, buona chiusura di Rotella, poi destro subito da fuori. Primo intervento di Sommadossi, ordinaria amministrazione però per il portiere di Brada. Allora può riprovarci Ferati, Brunetti. Ancora Sommadossi. Gioca a sinistra per Loris Nigris, ma in sovrapposizione Fernetic. Nigris tiene palla. Ancora l'errore qui. A mezza via tra Ferati e Brunetti. Fernetic arriva per primo sulla palla vagante. Nigris. Brunetti va centrale per l'appoggio. Nigris è solo contro una serie infinita di maglie giallonere. Cerca il tiro, però si alza. Niente da fare per Brada in questo caso. Ancora 0-0. Ricordiamo i tempi da 25 minuti. In caso di parità, vista l'area che tira, 2 supplementari da 6 e shootout con ulteriore X sul campo. Adesso Viezzoli, il destro improvviso! E temevamo che il risultato non si sbloccasse. L'abbiamo guffata abbastanza qua. È arrivato il vantaggio dell'Atletico Zip. Di potenza, di rabbia anche Viezzoli, come in precedenza Aslani del Race Caffè. Scarica preciso anche nell'angolino basso alla destra di Sommadossi. Vantaggio Atletico Zip. Minuto 8 del primo tempo.
Javit. In incontro Brunetti, cerca col corpo di stoppare questo pallone, ma Spazzali non gli lascia spazio. Adesso Fernetic, ce l'ha lui lo spazio per il destro, Bossi si salva. E poi altro pallone recapitato sul campo accanto dalla chiusura di Spazzali senza tanti ricami. È intervento sicuramente complesso quello di Bossi poco fa. Adesso tutto pronto per riprendere il gioco. Scambio corto con Javit e Nigris che ha libertà sulla linea di fondo, tocco dentro. Trova però la chiusura di Kmet. Allora riparte l'Atletico Zip, grande cambio di campo verso Favento che ha un po' di spazio. Prova subito il sinistro, arriva Viezzoli sulla traiettoria e poi la palla rimane lì. Ferrati con Sommadossi. Grande occasione per i gialloneri. La riscossa di Brada con Javit per Brunetti, ottimo movimento. Il muro di Spazzali che poi 2 volte ferma l'avversario. Con grande caparbietà qui il numero 3 giallo-nero. Ora solo Rotella fuori, gli altri tutti dentro. Arriva la battuta tesissima, respinge Kenny. Poi ancora il sinistro di Fernetic. Bossi qui si esalta coi piedi. Intervento molto difficile questo. Poi ancora la rimessa lunga, Brunetti prova a prolungare, recupera e spazza via Carlo Kenny. C'è Sommadossi con Rotella, Javit a sinistra. Incontro Brunetti che riesce nella torsione molto bella, il destro a incrociare, palo clamoroso. E Kenny qui preso un po' dal panico, libera in corner, grande girata. E anche un buon pizzico di sfortuna per Antonio Brunetti. Ancora Bolide centrale, palla che attraversa tutta l'area piccola. C'è stato un tocco. Mattia Bossi, fin qui prestazione pressoché impeccabile del portiere dell'Atletico Zip. Carlo Kenny, centrale, ottimo il corridoio, Viezzoli con la punta del piede, arriva il raddoppio dell'Atletico Zip. Dormitina centrale, quindi Brada Impex, grande lavoro di Kenny, grande freddezza anche di Viezzoli. Con la punta del piede, 15° minuto, 2-0 per i gialloneri. E doppietta per il capitano, fin qui grande serata per lui. Tatticamente resta tutto uguale, Brunetti là davanti, Pacarizzi in appoggio come era Nigris, grande girata ancora di Brunetti. Certo che Bossi ha un senso della posizione impeccabile e respinge anche questa bordata improvvisa. Ancora la rimessa per Javit che prova ad andarsene, gliela tocca in fallo laterale, intuendo bene. Esce intanto Rotella, entra Giulio Baroni, ripristinati 2 tesserati in campo. Uno è lui, l'altro è Brunetti, si cercano adesso. Brunetti riesce ad agganciare, altra girata. Ancora però Bossi si trova nel posto giusto. Poi prova a lanciare il contropiede dei suoi con Viezzoli. Contrasto iniziale con Giulio Baroni che perde l'equilibrio per via della spinta dell'avversario, secondo Malvestiti. Ferrati sul pallone, cerca di andare lungo da Brunetti, ancora Carlo Kenny. Nuovamente Ferrati, punta Kmet, se ne va con un bel numero, destro! Pallone che si perde di pochissimo. Stava per uscire un super gol qui. Invece palla che sfila via sino ad una spanna. Quando si parlava della scarsa fortuna questa sera, fin qui direi che questo è uno specchio fedele. Arriva il fischio di Malvestiti, parte Kmet a sinistra, rasoterra, Sommadossi non la tiene, Viezzoli gli spara sul petto praticamente. Molto molto reattivo però, arrivando prima di tutti sul pallone. Grande concentrazione per il capitano questa sera. Pacarizzi. Kmet, cambio di gioco, Baroni va molle sul controllo, c'è Favento, subito col sinistro. È arrivato quasi in surplus, in corsetta, mentre Sommadossi rischia il suicidio. Stai attento.
Speriamo tutto a posto, insomma, perché i cartelloni non sono fatti proprio di carta crespa. Intanto Baroni pallone lanciato lungo, c'è solo Giulio Baroni. Vediamo se c'è ancora possibilità, tempo a disposizione. Ferrati, Brunetti, Carlo Kenny su di lui. E adesso scade il minuto di recupero da pochissimi secondi. Si va all'intervallo con l'Atletico Zip in vantaggio 2-0 all'8° e al 15°. La doppietta del capitano giallonero numero 6, Viezzoli, decide fin qui la sfida. Il secondo tempo però 25 minuti ancora tutti da vivere per vedere chi sarà la seconda qualificata alle semifinali Crazy League. E allora cenno d'intesa dell'arbitro di questa sfida, Riccardo Malvestiti, gruppo arbitri MSP, che dà il via al secondo tempo. Si riparte con l'Atletico Zip, maglia giallonera del Borussia Dortmund per intendersi, avanti 2-0, doppietta di Viezzoli, capitano in maglia numero 6. Ha provato subito adesso il dialogo stretto Federico Seibold, uno dei 3 tesserati della squadra giallonera. Ha fatto adesso il suo ingresso in campo. E vedremo la consistenza della reazione di Brada, in attesa di sapere chi si unirà al Race Café, prima qualificata alle semifinali Crazy League. Domani sera altre 2 sfide a chiudere il quadro dei quarti, sempre qui sul campo 1. Giulio Baroni, potente verso Nigris che scivola, poi bella frenata di Viezzoli che prova a ripartire, tocco dentro per Favento, davanti al portiere, miracolo di Sommadossi. Poi Baroni con un po' di panico lascia lì il pallone, arriva ancora Viezzoli che è in transagonistica stasera. Davvero ovunque il capitano. E può ripartire Brada che però ha rischiato tantissimo, ha rischiato il triplo svantaggio a questo punto nella ripresa, anche se siamo solo al secondo minuto. Diventerebbe critica la possibilità di rimonta. Giulio Baroni, Pacarizzi, pallonetto verso Nigris, smista all'indietro, Baroni carica il destro, potenza impressionante, pallone però alto. E si può riprendere il gioco in questo secondo tempo, quasi 3 minuti sul cronometro. Baroni in possesso palla. La buona finta qui di Rotella che poi cerca il mancino. Pallone però lontano dai pali della porta di Mattia Bossi, grande protagonista nel primo tempo con almeno 3 interventi decisivi. E quando non c'è arrivato lui è stato salvato dal palo sulla grande girata di Brunetti a metà frazione. Cerca qualche compagno libero sul breve, non lo trova. Adesso smista bene per Carlo Kenny, dimenticato dagli avversari. Arriva la chiusura, provata da Ferrati, Kenny resiste, pesca Kmet col sinistro. Girata ambiziosa, finisce alta di non molto. Non facilissimo tenerla bassa. Poi da qua chiaramente diciamo sempre sono capaci tutti, in campo è un'altra cosa. Giulio Baroni. Nel frattempo cambio per l'Atletico Zip. È uscito Marco Kmet, è entrato Lorenzo Smilovic in maglia 99. Baroni, pallonetto, attenzione a Bossi che la battezza male, resta lì Nigris. La sponda all'indietro, arriva il destro, deviazione ancora dei gialloneri. Calcio d'angolo, grande possibilità qui per Brada, nata in maniera un po' casuale. Ora la battuta corta per Pacarizzi. Il flipper viene risolto da Seibold che libera l'area di rigore. Ancora Pacarizzi, grande giocata, resiste però, tiene botta Smilovic, palla in out. Adesso la girata di prima intenzione, pallone che resta ancora giocabile, il sinistro, Bossi, ancora lui. Paratone qui di Mattia Bossi, da 3 metri in pratica la girata di Rotella. Trovato lo spazio nel traffico, grande riflesso del portiere dell'Atletico Zip. Pacarizzi su Viezzoli, doppio passo, fulmineo destro. Pallone che non prende il giro. Ora Bossi che ha Nigris e il compagno Seibold davanti a lui. Piazza
Viezzoli e Smilovic in barriera. Baroni si sposta, parte Abbazzai, il suo destro raso terra, controlla Bossi, sfera che esce di un paio di metri. Polveri abbastanza bagnate per Brada questa sera. E viene dato calcio di rigore a Brada Impex su questo tentativo di sombrero di Pacarizzi. Può riaprirsi tutto. Roberto Rotella sul dischetto, anzi no, l'ha solo sistemata. Arriva Nigris. Metà del secondo tempo. Parte Nigris. Il suo destro aperto col piattone. Spiazza Bossi. Dimezzato lo svantaggio da Brada. Adesso siamo sul 2-1 per l'Atletico Zip. Battuta non angolata ma impeccabile del numero 10 che spiazza a secco il portiere avversario. Ne mette 3 Bossi, anzi 2, adesso si stacca Viezzoli. Parte Nigris, il suo destro, una fiondata! Gol meraviglioso! Pallone quasi alla Mihailovic, non l'ha neanche vista qui Bossi. È partita ed è arrivata sotto la traversa in una frazione di secondo. 2 minuti all'insegna di un giocatore solo. Nigris, doppietta, rigore e punizione e pareggio Brada. E questo bolide è veramente un siluro di rara potenza. Gioca corto Erbi con Spazzali. Si fa vedere qui a destra proprio Kmet, invece si torna a sinistra. Ancora Spazzali. Preciso verso Favento, buono il controllo, vuole la girata, diventa quasi un pallonetto. Sommadossi controlla sul pressing di Baroni. Nigris difende il pallone da un giocatore, poi da terra lotta furiosamente Seibold. Chiede un fallo Nigris che però Malvestiti non concede. Recupera comunque Abbazzai. Poi riesce a sporcare il passaggio Kmet. Seibold ancora verso Kmet. C'è però Pacarizzi che pesca Fernetic che ha libertà adesso al centrocampo. Può caricare il mancino, lo prova. Bossi non si fida e respinge. Poi Baroni di testa. Viezzoli vede un compagno che però da quel lato del campo non c'è. Allora recupera Abbazzai. Buona geometria però sottolineata anche dall'approvazione della panchina dei grigi. Viezzoli va a puntare Fernetic, doppio passo, ottima giocata, la palla che resta lì, Favento non riesce il tap-in, poi prova la girata di prima intenzione, diventa un'apertura di là per Spazzali che cerca il sinistro, molto complicato a quel punto. Cerca lo spazio per far passare questa palla, prova il destro, Bossi. Pugni chiusi per lui. Ancora Bazzai che recupera questa palla. Gestisce verso Ferrati che ha un po' di spazio. Supera Viezzoli di slancio. Davanti a lui Seibold. Qualche problema a tenere la palla lì con la suola. 1-2 con Pacarizzi. Sfera che rimane in campo. Salvataggio decisivo di Spazzali. E adesso qualificazione assolutamente in bilico, possibilità da una parte e anche dall'altra, finale da non perdere assolutamente. E Nigris che ha il destro molto caliente questa sera, più o meno aveva realizzato da lì, vuole riprovarci. Parte la sua rincorsa, parte il destro, altra cannonata e pallone che stavolta sfiora soltanto il 7. Bossi proteso sulla traiettoria, ma anche qui non sarebbe stato un intervento proprio facile. Ventiduesimo minuto, 3 minuti, se nessuno segna sarà supplementari. Pallone profondo verso Favento che viene incontro, riesce a controllare nonostante il pressing. Viezzoli li chiamano l'uomo un po' tardi ma mantiene lo stesso il possesso. Kmet, l'idea dentro, attenzione! Favento ci arriva, arpiona questa palla ma la vede all'ultimo. Ha trovato l'orientamento con un minimo di ritardo il numero 10 Favento.
Allora il pallone si è impennato, Fernetic adesso andante, Erbi, qualche problema nel controllo, non riesce a tenere in campo questa palla. Ancora rimessa Brada con Fernetic, Nigris, ritorna il pallone, cerca il destro, Fernetic, destinato fuori, c'è però Erbi che ci mette il piede. Pakarizzi va a puntare l'avversario, vuole un po' di spazio, altro doppio passo, se ne va di potenza Carlo Kenny che però resiste da terra, recupera per un attimo, poi il sinistro che finisce fuori. Ci ha provato ancora Fernetic, un po' acciaccato Kenny nel contrasto precedente. E allora Abazai, ormai 30 secondi allo scadere del tempo regolamentare. Nigris, la sponda per Pakarizzi che ci arriva, pallonetto, palla fuori. Solo un grosso brivido per i gialloneri. Due minuti, dice Malvestiti, recupero che inizia praticamente adesso. Abazai ancora per Rotella, pallone lungo verso Bossi che ritrova l'equilibrio all'ultimo e la tiene sulla linea, regalando un piccolo brivido ai compagni. Il recupero di Brada che prova a finire in attacco. Pakarizzi vuole accelerare, sguscia in mezzo a due, cerca lo spazio sulla destra, percorre mezza difesa avversaria. Ormai il recupero che sta terminando, Malvestiti ha già il fischietto in bocca. Controlla Spazzali che spazza via, scusate la ripetizione, arriva il triplice fischio, ma non è finito qui questo secondo ed ultimo quarto di finale della serata Crazy League. Si andrà ai supplementari. Atletico Zip avanti 2-0 all'intervallo con 2 gol di Viezzoli. Nigris 2 volte su rigore su punizione tra il 12° e il 14° della ripresa. Fissa il punteggio sul 2-2, allora tra pochissimo 2 supplementari da 6 minuti ciascuno. E allora occhiata al cronometro, Malvestiti dà il via a questi supplementari. 2 tempi da 6 minuti, qualora dovesse permanere la parità, shootout, vale a dire rigore in movimento. Brunetti vuole subito scongiurare questa ipotesi con il destro murato da Spazzali. Fernetic ancora per Brunetti contro Seibold, vuole la torsione Brunetti, ma non lo molla il numero 92, anzi non era Seibold, bensì Carlo Kenny, chiedo scusa. Fernetic, controllo sinistro con una deviazione. Solo illusione ottica che andasse verso la porta questo mancino di Lorenzo Fernetic. E 2 minuti e 20 sul cronometro, ricordiamo 6 minuti la durata di ciascun tempo supplementare. Sempre 2 pari. Fernetic per Abazai che ci prova da molto lontano. La tiene lì Bossi, intervento di ordinaria amministrazione questo. Fernetic, il pallonettino a cercare Brunetti che dice ok, idea un po' complicata. C'è Abazai ancora col numero 6. Subito aggressivi però i gialloneri dell'Atletico Zip, che fanno decisamente più contenimento dalla metà della ripresa in poi. In pratica, dopo aver subito i 2 gol di Nigris, ora Brunetti prova a staccare, palla a Bossi. 90 secondi allo scadere del primo supplementare. Marco Kmet sul pallone, sfera andante, c'è però Ferati prima di Favento. Arriva il nuovo cambio, rientra Nigris al posto di Pakarizzi. Anche qua tatticamente cambia poco. E può ricominciare Abazai, servito da Fernetic che vuole la palla di ritorno. Adesso ha un po' di spazio, vediamo se ci prova da lì. Sinistro, è una bomba che però finisce alta. La tiene lì Bossi finché non arriva Brunetti a 2 passi da lui. Carlo Kenny. E Malvestiti non attende neanche che venga restituito eventualmente il pallone.
tempo di cambiare campo e ci sarà il secondo supplementare. Il primo si esaurisce senza reti e allora si rimane come si era finiti dopo i 50 regolamentari, vale a dire sul 2-2 tra Atletico Zip e Brada Impex. E allora Malvestiti chiede l'ok, i due portieri Bossi e Sommadossi, si riparte. Sono gli ultimi 6 minuti di possibilità per Brada o per l'Atletico Zip di risolvere la partita prima degli shootout. Ci prova subito Brunetti, difficile la torsione con mezza squadra avversaria praticamente addosso. Subito molto bravi ad andare a raddoppiare, a triplicare il temibile numero 9 in maglia grigia. Adesso Marco Kmet la chiama Viezzoli, che per fortuna si è ripreso senza conseguenze. Sinistro profondo, chiusura di Ferrati, 2 volte di testa. Fernetic chiedeva calma, non viene accontentato. Erbi per Kmet, vuole andarsene a Bazzai, che però commette il fallo in una posizione sicuramente meno pericolosa di quando il numero 8 giallo-nero aveva preso palla. Il muro a 2 disposto da Sommadossi. Arriva il fischio, la finta di Favento, parte Kmet, sinistro tagliato, centrale, ma Sommadossi non si fida e alza in corner di pugno. Quasi il secondo minuto di gioco, Viezzoli per questo corner. Ed è pronto Kmet, che ha già affidato a Spazzali, che ha un po' di spazio, può provarci, il destro parte, attenzione, la palla che resta lì, ancora Viezzoli, ancora il capitano Viezzoli. Effetto veramente incredibile di questo pallone sulla bordata di Spazzali. Sommadossi, forse addirittura col viso. Sfortunatissimo il portiere di Brada Impex con la palla che resta lì, Viezzoli come un falco primo di tutti. 2,5 sul cronometro. E chiaramente l'Atletico Zip cercherà di guadagnare quanti più secondi possibile. Ora il controllo di Fernetic non si avvede però dell'arrivo come una furia di Kmet alle sue spalle. Erbi prova a gestire palla orizzontale, c'è spazio per servire Spazzali. Sulla sinistra Kenny, Spazzali cerca l'avventura da centrocampo. Pallone che sfugge via. Ancora possesso per Brada con Rotella, pallone profondo verso Brunetti che addomestica di petto una palla complicata. Carlo Kenny alle sue spalle non lo molla, prova ad andare in mezzo a 2 Brunetti, passa di forza, Nigris, destro! Pareggio di Nigris! È la serata delle triplette dopo quella di Viezzoli, impressionante la potenza di questo diagonale. Molto caparbia, volitiva l'azione di Brunetti, Nigris in pratica gliela ruba subentrando su questa giocata personale e scarica con una potenza veramente incredibile il 3-3. Occhio a Carlo Kenny e Brunetti davanti a Bossi che con dovizie particolari sta disponendo i 3 in barriera. Parte Fernetic, il suo sinistro colpisce in pieno la barriera, non c'è più tempo, shootout per questo secondo ed ultimo quarto di finale Crazy League della serata, finita 3-3 tra Atletico Zip e Brada Impex. Le triplette di Viezzoli da una parte e di Nigris dall'altra. Nella successione delle reti che ha visto scappar via i gialloneri 2-0 a fine primo tempo. Il recupero nella ripresa di Brada 2-2 e tempi supplementari. Non ha segnato nessuno nel primo extra time, nel secondo invece prima ancora Viezzoli e poi di nuovo Nigris. Tra pochissimo gli shootout. Rigori in movimento partendo da centrocampo con 6 secondi, ricordiamo, a disposizione di ogni giocatore per battere il portiere avversario.